Il DNA del corpo carbonizzato rinvenuto lo scorso 3 giugno in contrada Cardaci a Campobello di Licata corrisponde a quello del 43enne canicattinese Calogero Ciulo. A stabilirlo l'esame autoptico eseguito sui resti del corpo. L'uomo, che nella città dell'Uva Italia aveva gestito una rosticceria, era scomparso dallo scorso 27 maggio. Il 3 giugno i poliziotti del commissariato di Canicattì trovarono il cadavere carbonizzato di un uomo all'interno del portabagagli della sua auto, una Fiat Brava, che è stata incendiata. Luogo del rinvenimento l'area esterna di un vecchio rudere agricolo lungo una strada secondaria che collega Campobello di Licata a Delia. Ad effettuare le indagini i poliziotti di Canicattì e gli agenti della squadra mobile di Agrigento. Dai risultati dell'autopsia è emerso come il 43enne è stato prima ucciso con un fucile a canne mozze caricato a pallettoni e poi caricato sull'auto e dato alle fiamme, confermando così le tesi degli inquirenti. Modalità che hanno subito fatto pensare ad una esecuzione di stampo mafioso. Per questo motivo, dal 10 giugno scorso, la titolarità delle indagini è passata alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.